Rispondici, quello quello. Ma non ci fai capire che finisce, perché in questo momento non hai tanto di me. Pronto, come parla? No, da così. Io non ne volete pensare, che ci dico? E che vuole questo? A domani. Pronto, lei che vuole rovare? Ma no, da così, sei da cristiano. Va bene, andiamo là. Pronto? Sì, onorevole, buonasera. Mi dica. Oh, ma guarda che storbo. Ieri stavo preparando la predica per domenica e Concetta ha pensato che non volevo essere disturbato. Va bene, fra 10 minuti. Ma le posso dedicare solo un quarto d'ora, perché poi ho un appuntamento importante. Va bene? Allora l'aspetto, va bene. No, ascoltate. Sta bene. Me l'aveva domandato suo figlio Michele. E come sai, Michele è così premuroso e attento per la parrocchia che di no non si ci può dire. Potta del satazza che mi passava magari un po' di Ah, senti, se chi si sembra un quarto di ancora a casa, tu ne esci, suona un campanello. E mi pare una caragata per... Senti, ma per la spalluccia per niente nada. Oh. Allora, Tu vieni qua e mi dici in ricchia, però non ce lo sentire a tutti. Che c'è un malato grave che ha bisogno di quella cosa. Ah, così su? O posso parlare? io faccio che giocare ci sia. Ma però mi disse che sta menzogna non mi ha confesso. Non c'è bisogno di questo. E che può fare? Non ha ma io mi metto la giacca, non è che posso ricevere in camicia. A me non è la camicia di una. Sì, prima che tu fai sentire e ne fai passare qualche guaio. E poi in cui io sono là, tutto dicevo che è fascista. Magari lavora, se mi sa camicia anche se fa passare per democratico cristiano. Lo sai, quando voglio che dice una data a vivere. Ma ora sei inganchiato e qua c'ho tutta sta mutata. Orabici. Magari a me fra questa cosa fiducia ce l'ho dato per il giorno una volta. Ora. Momento. Sono venuto per quella di scullute che avete promesso al mio figlio domenica dopo la messa. Si accomodi. Sì, Concetta, puoi andare. Certo che questo incontro lo devo assolutamente, perché un ragazzo così attento e preciso in parrocchia che no, non gli potevo dire. Ma le dico subito che io politica in chiesa non ne ho mai fatta e non intendo cominciare adesso. Questo. Voi dovete sapere, carissimo Don Blagido, che io non faccio politica. Io lotto per la libertà, per la pace e per la rinascita d'Italia. Turco, comunista, si è mangiato la Corea, la Cina
non intendo fare politica in chiesa e non permetterò che altri facciano politica. Questa è l'unica cosa che mi sento di poterle promettere. Via, Don Placido, io non la domando di fare politica da pulpito. Non ci mancasse una parolina qua, una parolina là. Ma siamo uomini del mondo. Sappiamo bene io e voi come sono sensibile ai desideri del confessore delle nostre donnette. Onorevole, io non le permetto, sa? Oh. Ma no, Don Placido, ma cosa avete capito? Io non mi permettesse mai, io conosco bene la vostra. E allora non si permetta. Ma basta che mi vedano, mi conosco. Poi un giorno mi invitate a qualche riunione con donne cattoliche e io ci dico, due colori, che me ne vanno? Questo se lo può levare dalla testa, per ora e per sempre. Oh. Ma voi che mi pare che tutto questo lo voglio gratis? Io vi prometto. Lei sta passando il segno. Oh, che come lo vedi? Non Blas, Oh, cercano di stare a baronessa di Saponare. e che vuole di su? Dice, ma baroni è grave, ci puttare non chiusare. Onorevole, la devo salutare. Il dovere mi chiama. Devo correre al capezzale del malato. Ma non devi un cuore, non c'è due valori. Onorevole, la morte non aspetta. La saluto. Concetta, accompagna l'onorevole.